Bentrovati. Vi ricordate di Abdel Majid Touil, quel ragazzo marocchino di 22 anni arrestato il 20 maggio scorso, di cui le autorità tunisine chiedevano l'estradizione con la pesante accusa di essere uno dei responsabili della strage avvenuta il 18 marzo al Museo del Bardo a Tunisi? Ebbene, dopo 5 mesi di carcere il ragazzo è stato rilasciato perché non c'è, come dice il rappresentante dell'accusa, nessun indizio né tantomeno una prova che Touil abbia partecipato a quella strage o che sia complice di quei terroristi, e quindi è stato scarcerato. E ora facciamo un gioco di memoria. Ecco cosa titolavano in prima pagina a 9 colonne alcuni quotidiani il giorno dopo l'arresto di Touil. Il Tempo di Roma: l'ISIS è pregata di presentarsi all'imbarco. Il Giornale: Italia colabrodo, centro accoglienza terroristi. Libero: il terrorista catturato a 15 km da Expo. Il Mattino di Napoli: il terrorista arrivato con i barconi. Quei titoli indicavano Touil già colpevole e le bagnarola che arrivavano nelle nostre coste erano quindi cariche di terroristi. Eppure sono gli stessi giornali che, quando qualche appartenente alla casta padrona viene beccato con le mani nella marmellata, questi sono sempre presunti colpevoli, anche quando le prove della loro colpevolezza sono schiaccianti. Sono sepolcri imbiancati, garantisti a giorni alterni, e Abdel Touil è caduto probabilmente nei giorni giustizialisti, per cui la sua colpevolezza veniva praticamente data per certa. Eppure le accuse erano davvero assurde. Pensate, Touil sarebbe arrivato in Italia con un barcone il 15 febbraio, poi sarebbe ritornato in Tunisia per fare l'attentato e il 19 marzo sarebbe di nuovo rientrato nel nostro paese attraverso il canale di Sicilia, rifugiandosi poi a Trezzano sul Naviglio, un comune nel milanese, a casa della mamma, il posto meno indicato per un terrorista che normalmente dovrebbe nascondersi e far perdere le proprie tracce. Mi sembra ovvio. Il ragazzo si è fatto così 5 mesi di carcere da innocente, e pochi si sono scandalizzati, e non aveva la fila di politici che andavano a consolarlo, mentre, per Mantovani, ex vicepresidente della giunta regionale lombarda arrestato per corruzione, c'è tuttora un codazzo di deputati, senatori, consiglieri regionali che vanno a portare la loro solidarietà al detenuto. Ma questo individuo fa parte della casta padrona e non si chiama Abdel Majid Touil, un nome di chiare origini arabe. E ora mi pare giusto ricordare alcune dichiarazioni della classe politica rilasciate dopo l'arresto del marocchino. Ad esempio, Renzi scrisse questo tweet: grazie alle forze dell'ordine che hanno arrestato in Lombardia uno dei ricercati della strage di Tunisi. Sono orgoglioso della vostra professionalità. Mentre la Lega Nord al solito sparava a palettoni, presentando addirittura un esposto ai carabinieri accusando il governo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio colposo. Salvini dovrebbe scusarsi con Touil, dovrebbe spiegare e scusarsi con coloro che avevano creduto alle sue balle e che i barconi pieni di profughi non sono jihadisti pronti a saldarci addosso come voleva farci credere, chiedendo quindi scusa per aver creato un clima indegno di un paese civile. Ecco cosa ha detto la madre di Touil dopo il rilascio dal carcere, e veniva ventilata la possibilità di rimandare il figlio in Marocco perché è entrato in Italia senza permesso. Se lo rimandano in Marocco muore, non ha la testa, dopo 5 mesi di detenzione non capisce più nulla, quando è uscito dal carcere non mi ha riconosciuto. E ora vediamo un altro caso in cui è protagonista Giancarlo Galan, l'ex doge del Veneto. Questo delinquente, che per 20 anni è stato il padre padrone del Veneto, è stato condannato per corruzione a 2 anni e 10 mesi di carcere e a 2.600.000 euro di multa. La condanna al carcere la scontrava nella sua sontuosa villa sui Colli Euganei, ma che ora ha dovuto lasciare perché è confiscata. E cosa fa il nostro eroe? Prima di andarsene si è portato via i termosifoni, un paio di caminetti e alcuni sanitari. I funzionari dell'Agenzia del Demanio che sono entrati nella villa sono rimasti esterrefatti dallo stato di degrado in cui l'hanno trovata. Dunque Galan, oltre il privilegio di scontare la pena detentiva nella sua casa, si è permesso questo indecoroso comportamento, per cui è lecito porsi questa domanda: se al suo posto ci fosse un povero Cristo, i fatti sarebbero andati allo stesso modo? Penso proprio di no. Se ti chiami Abdel Majid Touil o sei un qualsiasi Mario Rossi che non appartiene alla casta padrona, probabilmente non sconti la pena a casa ma in carcere, e se ti fossi permesso di rubare oggetti di una casa sotto sequestro come ha fatto Galan, saresti nuovamente sul banco degli imputati. La legge con te sarebbe inflessibile. Altro che la legge è uguale per tutti, come si legge nei tribunali. Ci vediamo giovedì prossimo.
come si legge nei tribunali. Ci vediamo giovedì prossimo.